Va ora in onda Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze della pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Radio Libertà, che giorno è? Simultanea con noi quando sono scoccate le 12:42. Aria di primavera, ci sono i presagi di primavera, e lo dico guardando il nostro Simone, fantastico tecnico su altura di comando e regia tecnica, perché la tua felpa, che è molto bella, e perché sono grasso, io usavo molto volentieri le felpe e gilet, erano i miei, li abbinavo anche, e ispira la primavera, è molto bella. Non so perché mi ispira la primavera. Tra l'altro, la primavera, la stagione degli amori, no signori? E questo è scientifico. Gli animali vanno in estro, i gatti, gli uccelli, eccetera, a fine gennaio. E anche gli esseri umani. Anche gli esseri umani. Questo lo dice la scienza, come gli ambientalisti, lo dice la scienza. Allora, inizio inusuale, ma voglio partire intanto aprendo le linee a chi vuole intervenire, 0292 94 7222, e poi il servizio WhatsApp a vostra disposizione, che noi vecchi, no, in verità non so, 340 670 9659. Era questo un inizio inusuale, quindi voglio passare subito alla sinossi delle interviste che avremo nel corso di Oltre la pagina, mentre questo è Che giorno è? Un contenitore, diciamo, e dove ci sono genetriaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici, chiedo scusa, e musica per voi. Musica per voi. Girala. A buon intenditor, poche parole. Girala. Questa è la musica per voi, che può far scandalo, ma è un contesto in realtà culturale, musicale, storico. Ricordava il nostro Simone il concerto a San Siro di Bob Marley nel giugno del 1980. No, io non c'ero. Ho apprezzato la musica reggae, ma non sono, devo avere pochissimi. Apprezzo, ma diciamo non uso. E parliamo di un gigante, di Oscar Wilde, proprio lui, con la professoressa Silvia Stucchi. Lei è saggista, docente di lingua e letteratura latina, ma ha scritto anche libri, saggi su Agatha Christie, quindi è conoscitrice attenta della cultura inglese, anglosassone. Oscar Wilde, che più che contemporaneo, credo lo si possa dire presente, non solo perché i suoi aforismi sono sempre, io credo sia tra i più citati degli scrittori mondiali, perché poi ha lasciato lui stesso in eredità una scia di aforismi infinita, tutti brillanti, no? L'unico modo per resistere a una tentazione è cedervi. Lui giocava molto sul filo del paradosso, ed è una storia davvero da romanzo la sua, no? Ricordiamo, tutti hanno letto il ritratto di Dorian Gray. Tra l'altro va detto anche che la presenza di Oscar Wilde si vede anche nelle rappresentazioni teatrali cinematografiche, il cinema puntualmente, o con le famose biopic, o con
film che in qualche modo l'importanza di chiamarsi Ernesto, che poi sarebbe il gioco con l'inglese, il suono di Ernest con Honest, insomma questo mi ricordo almeno di aver letto e studiato. Anzi no, ho letto perché proprio ho letto per piacere mio, ho studiato, ma quando leggi per piacere non so se sia studio, è proprio senza fini specifici. Per la passione autentica nei confronti di questo grandissimo scrittore irlandese, il padre medico, la madre poetessa. Lui irlandese, ma è diventato il simbolo dell'anglismo in tutti i sensi. La sua vita è stata un romanzo, la conoscete tutti, diventa celeberrimo, popolarissimo, ricchissimo, è un dandy eccentrico che colpisce, che guida i costumi, davvero oso dire, ma lui per primo non avrebbe sopportato un'istituzione. Poi viene implicato in un processo per omosessualità e finisce addirittura in carcere, da cui poi nascono 2 opere, quelle finali. Si ammala in carcere, poi muore a 46 anni e questo è il 125° anno dalla sua morte. Ci sono le sue opere, c'è la ballata del carcere di Reading e De Profundis, che lui è una lettera straziante, cupa, che indirizza ad Alfred Douglas Bosie, il suo amante, anche se ci sono alcune non cambia assolutamente nulla, ma giusto perché io metto tutto quello che nel corso degli anni ho raccolto su Oscar Wilde. Qualche, diciamo, storico dice che in realtà non abbia neanche mai materialmente compiuto l'atto omosessuale, fosse la sublimazione estatica e astratta. Questo non ha nessuna importanza. So che non le ha risposto, se non sbaglio, e quindi lo ha lasciato completamente solo. Poi non so se lo conoscono in molti questo dettaglio, in molti sì, non so quanti, non so se in molti tanti, pare che a Parigi, in punto di morte, a un suo amico che era andato a trovarlo, che gli chiedeva come stava, disse: "Ma tutto sommato sto bene", però fa: "Quella carta da parati lì, via lei o via io". E poi pare che sia ispirato. Questo non si sa se sia vero o leggenda. Questo dà l'idea di che figura abbiamo davanti. Poi personalmente ci pensavo stanotte, come mai Oscar Wilde diventa molto conosciuto negli anni '80, fine anni '80. Prima è citato, diciamo fa parte di un percorso di studi, di un percorso culturale, ma non è così diffuso. E a me è venuto in mente un piccolo sospetto: il moralismo, il bigottismo cattolico che fa il pari con il puritanesimo anglicano, forse ha fatto da filtro, perché allora neanche adesso non appare nella cultura ufficiale, ma comunque non si faceva che Giulio Cesare, che Michelangelo, che Caravaggio, che Pietro Aretino è meno conosciuto, insomma che i grandi personaggi italiani della storia italica ed è anche curioso, no, che il sangue di costoro scorra anche nelle vene di chi dice sì, ma di chi non ama gli omosessuali, no? È curiosa 'sta cosa, perché tu odi gli omosessuali, ma Giulio dice: "Nelle mie vene scorre il sangue di Giulio Cesare". Giulio Cesare era gay, i suoi centurioni cantavano una canzone il cui testo è ancora reperibile online, sul fatto che noi abbiamo posseduto, non mi ricordo più, X villaggio, ma Y, cioè il figlio del capo del villaggio, ha posseduto te, per dire. Su Caravaggio, pederasta, insomma lo si sa, Michelangelo, Leonardo, mi stavo dimenticando Leonardo ha avuto un processo per sodomia, in realtà poi pare che quel processo gli fosse stato intentato dei figli naturali, dei figli diciamo legittimi del padre, no, perché lui era un figlio legittimo, Leonardo da Vinci. Lui però, avido com'era, voleva mettere le mani sul patrimonio e i suoi fratellastri gli avrebbero intentato una causa per sodomia. Comunque,
Ecco, ho come il sospetto che a un certo punto negli anni '80 viene sdoganato questa censura, questo filtro, e quindi non ci sia stato più, diciamo, il tappo che, perché poi Oscar Wilde l'omosessualità fa parte della sua storia, delle sue vicende, cioè è ufficiale, è istituzionale quasi, possiamo dire. No, questo comunque sono annotazioni che faccio io per introdurre questo argomento. Quello che conta è capire, poi appunto avremo la professoressa Stucchi che ci spiega tutto quello che c'è da spiegare su Oscar Wilde e sul motivo anche per cui magari potremmo approfittarne per leggerlo o rileggerlo. E poi invece andiamo quindi sarà la terza pagina quella con Silvia Stucchi alle 13:35. Alle 14:35 invece avremo Emanuele Mastrangelo, perché attenzione, l'ultima puntata, la 22esima puntata delle Woccate, perché una scelta editoriale del Centro Studi Machiavelli, centrostudimachiavelli.com, centromachiavelli.com, lo trovate online, e anche forse, chi lo sa, con l'avvento di Donald Trump, le Woccate potrebbero anche essere destinate a estinguersi. Abbiamo allora Pilucco di qua e di là. Una notizia seria ed è grave, nascosta ma grave, grave perché riguarda la salute delle persone, quindi non scherziamoli su quello. Uno studio, sapete i bloccanti per la pubertà che si danno a partire dai 15 anni? Il New York Times lo ha scritto, che uno studio ha rivelato che questa sperimentazione, che è iniziata nel 2015 su 95 minorenni, non ha mostrato miglioramenti apprezzabili. Quindi abbiamo messo a repentaglio, hanno messo a repentaglio la salute dei ragazzini per un esperimento sulla disforia di genere che non ha funzionato. Quindi tante teorie, lo dice la scienza, tante teorie sulla disforia di genere, e voi lo sapete che io sono molto inclusivo, quindi è una questione di buon senso, dai. Poi tra le 100 donne dell'anno proclamate dalla BBC c'è lo scienziato Brigitte Baptiste, un trans o una trans. Poi abbiamo la miglior calciatrice dell'anno, la zambiana Barbara Banda, che però secondo la CAF, la Federazione Calcistica Africana, ha livelli di testosterone superiori ai limiti stabiliti. Io ho visto le foto, sembra Balotelli, lo dico con Massimo. Simone, che ricordi hai tu di Balotelli? Quella volta quando ha buttato la maglia. Sei la mia compagna più interista di me. L'ho trattenuto perché stava col Barcellona, ha buttato la, alla fine la donna Rosalia stava per entrare nel televisore del furore. Però peccato, perché era un gran giocatore. Poi andiamo con ci sono state allora c'era una manifestazione, una riunione della LGB Alliance, è un'associazione LGB che anche per disforia di genere eccetera, ma moderata, non colpiscono a colpi di woccate, e sono stati boicottati perché 2 ragazzine hanno liberato 6.000 grilli nella loro sede. Queste ragazzine erano 2 lesbiche che facevano parte del movimento LGBTQ+, plus all'inglese, plus in latino, che è un po' sempre il dubbio che hai con con Nike. Nike o Nike? Perché se dici Nike, dici hai la pronuncia corretta, perché Nike è la parola greca, però puoi passare per ignorante. Se invece dici Nike, non passi per ignorante, ma sbagli. Come media, che tanti dicono media, o come lo stadio di quelli là, quelli che non a caso vestono a strisce bianconere.
stadium, non stadium come dicono tanti. Vabbè, comunque con Emanuele Mastrangelo ne avremo a bizzeffe. E poi, secondo me, no, questo è un parere personale. Allora, se volete intervenire, poi mi piacerebbe sentire cosa ne pensate. Presidente del Coniglio. Questa è la politica del XXI secolo, del 2025. Lo sapete, sentiremo Nicola Ottaviani parlamentare della Lega per qui Parlamento. Dopo l'informativa in aula del ministro Piantedosi e del ministro Nordio, e poi diciamo quello che è andato in scena in diretta televisiva. Io avrei tante cose da dire, ma sinceramente su questo, personalmente, però forse non è giusto approfittare del microfono. Io so che quello che è rimasto di ieri, perché quello che poi occupa subito gli spazi e i titoli è Presidente del Coniglio. Questa è la politica del 2025. È inutile nascondere che ho delle grandi riserve su questa politica del Presidente del Coniglio, però sentiremo Nicola Ottaviani e sentiremo la sua opinione. Questo è quindi il menù che vi ho preparato per Oltre la pagina, che andrà in onda dopo le 13:30. Andiamo i convenevoli formulaici, abbiamo 2 minuti. Allora, Simone e il sottoscritto in simultanea con voi, il sottoscritto naturalmente lo sapete, Cicce Barbò, in simultanea con voi, quando sono scoccate le 12:58. Entrambi siamo sospesi a 137,5 metri sopra il livello del mare. Temperature interne ci spiegano che siamo arrivati, la commissione interna ci spiega che siamo pervenuti a 24,2 gradi centigradi sopra lo zero, esternamente invece siamo attestati a 10,2, 58% l'umidità, 1032 millibar, 1032,2 millibar la pressione. L'abbraccio come sempre forte, 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 forte alla signora Carmela, alla signora Clotilde e la signora Adriana Angela. Loro ci seguono, ma ci seguiscono anche, ve lo dico io, dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione che sembra una Radio Libertà campo oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate. I supporti per seguirci, oltre, salutiamo Simone e salutiamo Sveva, che c'è un avvicendamento di grandissima qualità. Questa è come la panchina dell'Inter, entrano solo titolari qui a Radio Libertà, avete capito? È uscito Simone, è entrata Sveva, cosa volete di più? Allora, grazie Sveva, sono le 12:59, dicevo, la Radio DAB ve la ricordo sempre, vi ricordo Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. Twitch, il social di ultima generazione, il sito radiolibertà.net, il profilo Facebook che vi serve per orientarvi attraverso le nostre trasmissioni. Io ogni giorno metto a disposizione delle donne e degli uomini di buona volontà la sinossi delle mie interviste, e poi naturalmente la preziosissima app iOS o Android per seguirci ovunque voi siate con il vostro telefonino. Dico che c'è, non manca nulla, c'è l'intervallo, andiamo con un girala a buon intenditor poche parole, e poi riprenderemo con i genetriaci veri e propri, e poi ci saranno anche i sondaggiati.
Eccoci di nuovo con Radio Libertà, con Sveva. Andiamo. Ah, ci sono. Non mi telefonate, faccio paura. Beh, no, ma non dite, no. Certe volte ho paura di far schifo, ma comunque, vabbè. Allora, comunque, come diceva quello, sempre meglio far ridere che far piangere. E io spero di far sorridere. Eh, Qui c'è un ascoltatore che mi manda un link che non posso, dal quale no, non posso, io non sono capace di passare dal WhatsApp al link. Il medico di Aosta che ha fatto l'attacco a quella povera micetta non ha fatto bene ma benissimo, solo che il marito della Spelgatti allora giù a criticarlo. Se fosse stato il marito di una sinistra sarebbe passato tutto in silenzio o lo avrebbero beatificato, questo aggiungo io. Tu sei, eh, non vedo il numero, non vedo il nome, comunque ieri ne ho parlato, sai cosa ne penso? Penso che ho già detto, invito ufficialmente il medico, visto che poi la moglie è una senatrice leghista, ufficialmente scelga lui il ristorante perché gli voglio offrire una cena, un abbraccio comunque, perché quello che ha fatto per la sua gattina è meraviglioso, meraviglioso. Tra l'altro, quello che la mia compagna non ha fatto per il gattino, il nostro panterino, eh, Bobo Clyde, che avrà avuto meno di 2 mesi dal terzo piano, Rosalia è diventata pazza, vai dal veterinario, eccetera, eccetera. Quindi quello che ha fatto quel medico, che sia stato stigmatizzato da Gramellini, francamente mi è dispiaciuto molto. È stato un bellissimo gesto e basta, non c'è altro da aggiungere. E poi andiamo, allora, Maurizio, eh, grazie Maurizio, troppo buono, arrossisco. Comunque hai ragione. Però ecco, quello che tu dici esserci dietro, devo dire la verità che si dice che se trovi il lavoro che ti piace non lavori più. Nel senso che quando fai le cose che sono, ho sempre detto, lo sto dicendo soprattutto da quando c'è oltre la pagina che ha cambiato taglio, no? Rispetto il punto politico, ho detto se avessi avuto da ragazzo la stessa voglia di studiare che ho adesso non sarei qua perché farei altro. E probabilmente è meglio quello che sto facendo piuttosto che fare altro, tipo il professore o cose di questo genere. Perché è proprio un piacere, per preparare le varie interviste, è un piacere scoprire cose che non conosco in economia, che sono proprio negato. Tra l'altro la prossima settimana parleremo di buste paga. Ci sono 40%, diciamo 4 buste paga su 10 hanno degli errori. E lì attenzione, non sarà un approccio comunista, colpa del padrone ladro. No, intanto è colpa anche nostra, perché ecco, vi ho appena detto con l'economia ho un pessimo rapporto. Io non la so leggere, manco la leggo, non sono sempre stato. Non è che sia disinteressato. Quando io ho cominciato, pensa Sveva, in fabbrica, lavorare in fabbrica, lavoravo in regola, ma la busta paga proprio si chiamava busta paga perché, cioè non si chiamava, era busta paga nel vero senso della parola, perché il paron metteva i soldi dello stipendio nella busta, in una busta busta da lettere. Poi c'era anche la carta con il resoconto, per carità, però il contante con gli spiccioli anche. E quindi ecco, c'erano tutti i miei colleghi che andavano lì a controllare, tutti contenti, eccetera. Io dicevo, ma vabbè, me ne mettevo in tasca e dicevo, visto che mi sta costando tanta fatica, tanti o pochi purtroppo, quindi ho sempre avuto questo disinteresse. E invece no. E tra l'altro pensate che i responsabili amministrativi delle aziende devono dedicare per correggere questi errori un giorno di lavoro al mese. Quindi parleremo la prossima settimana di questo tema. Ed è divertente. Maurizio, grazie. Poi Maurizio è un duro, quindi se mi dici certe cose. Allora, chi era quel tale di quella notte che faceva quel gesto con la mano terra a terra? Sì, 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 Gian da Brescia, è il livello del PD. Nous sommes tous des assassins, come diceva Jean Gabin.
e poi era quelli della notte, trasmissione leggendaria, il grandissimo Pazzaglio, un personaggio napoletano con l'ere moscia, cioè il massimo dello chic. Quando il napoletano all'ere moscia è perfetto, è noblesse, e, e lui faceva il gesto appunto con la mano, si abbassava quasi il livello del pavimento e direzionava la mano a destra e a sinistra. Siamo proprio livello. Gian quindi ha già espresso insomma quello che pensa su Presidente del Coniglio. Presidente del Coniglio. Presidente, questo è quello che è emerso. No, non è così, non parte qua da questa postazione, non succede così. Quindi un'altra risposta è quello del link. Andiamo avanti con i genetriaci. Sto chiacchierando. Guarda, voglio provare di nuovo. Vediamo. Eh, ehm, mm, no, adesso funziona, però non capisco perché si vede un... Sì, avevi ragione, adesso funziona. Io prima avevo cliccato e non funzionava, adesso sì, evidentemente ho cliccato male. Però quello che non capisco, caro ascoltatore, è il senso, perché io adesso ho davanti, fai vedere cosa ho davanti, metti in condivisione video, ho un brutto ceffo, ho un personaggio che francamente inquietante. Guardate lì chi sei, tu, mio caro ascoltatore, mi mandi il link e si vede sta roba qua. Ma vergognati, ma vergognati. Guarda che roba che fai vedere, guarda che roba che mi mostri. Cioè mi stai mettendo davanti alle mie stesse miserie fisiche. Guarda che sembiante, guarda come sono ridotto. Che crudeltà, quanta crudeltà, Presidente del Coniglio. Va bene, grazie anche a questo ascoltatore, non mi ricordo più il suo nome perché lo avevo dimenticato. Si tratta di memoria selettiva, però non di Alzheimer. E comunque accetto le osservazioni. Dicevo, i genetriaci veri e propri che facciamo subito, perché oggi è il 18° giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano. Per tutti è un giovedì Zoibe, 6 di febbraio, anno domini 2025 o 2025 che dir si voglia. Beatrice Cenci fu condannata a morte per aver ucciso il padre e fu decapitata. È diventata una eroina popolare, mi sembra fosse romana, era una famiglia nobile, solo che il padre era un farabutto, nobile e farabutto, come tante volte succede ai nobili. Nobile ma no, cosa vuol dire? Nobile è un'accezione di qualità, ma in realtà non vuol dire che la persona nobile per stirpe lo sia poi nei contenuti. Pensate che il padre di Beatrice Cenci violentò il figliastro, tentò di violentare il figliastro durante una battuta di caccia e violentò anche lei. Figurate. E lei oggi probabilmente Beatrice Cenci sarebbe come quel ragazzo che per difendere la mamma e il fratello ha ucciso il padre. Viene da tutti considerato non dico un eroe, quando uccidi qualcuno non sei un eroe, però uno che si è difeso e che ha fatto probabilmente la cosa giusta. Anche se uccidere bisognerà sempre interrogarsi se uccidere è la cosa giusta o no. Sol chi non ha eredità di affetti, poca gioia dell'urna. I versi immortali dei sepolcri di Ugo Foscolo, nato a Zante, che era, se non sbaglio, un'isola della Grecia, mi confondo sempre con Cipro, ma il papà era la famiglia di origini veneziane. Le ultime lettere di Jacopo Ortis, che allora mi permetto sommessamente, io vi comunico, vi trasmetto, mi metto in condivisione, non do consigli. Se leggete I dolori del giovane Werther, non leggete più le ultime lettere di Jacopo Ortis, lasciate perdere. Se invece leggete le ultime lettere di Jacopo Ortis, poi leggete, fate lo step successivo e leggete I dolori del giovane Werther.
Amintore Fanfani, un nemico si può immobilizzare anche con un abbraccio. Aretino, democrazia cristiana di un tempo, credo fosse Lorenzetto, credo. Ci sono tanti aneddoti. C'era quel disegno, quella vignetta, cioè di Forattini, quando vinse il no al referendum sul divorzio, e Forattini disegnò Fanfani come un tapo che saltava dallo spumante con scritto no. C'era un simpatico, per dire, gli uomini di potere. Allora c'era il segretario di Amintore Fanfani, e questo giornalista Lorenzetto raccontava che aveva allora, facciamo così, mi fermo perché c'è una telefonata, poi questo aneddoto che è simpatico, dai, fa parte un po' dello spirito che vuole avere Che giorno è. È un po' volgarotto, ma cercherò di limitarmi nel linguaggio. Pronto? La parola chi ce l'ha? Pronto? Sì, buongiorno signor Pellegrini di Getta. Buongiorno. Allora, a proposito di Censis, voglio dare questa notizia. Il nostro paese è nascosto, signor Pellegrini, cioè questo paese reale dove non si sono mai visti così tanti poveri, mai così tanti lavoratori precari, giovani che emigrano culle vuote, tra parentesi anche questo, poche donne che lavorano e pochi soldi da spendere. L'ultimo rapporto del Censis sullo stato del paese, signor Pellegrini, ci consegna un'immagine non propriamente paradisiaca, dico io. La nostra Repubblica galleggia e molti problemi rimangono irrisolti. Ma che scenderà paurosamente quest'anno, cioè il 2025, per effetto del calo della produzione industriale, della crisi dell'auto e di interi settori industriali. La spinta propulsiva verso l'accrescimento del benessere si è smorzata e voglio terminare. L'85% degli italiani ormai è convinto che sia molto difficile salire nella scala sociale. Tutto qua, la saluto e buona giornata anche a lei. Bene, grazie che sono Lisetta, abbiamo parlato di questo anche ieri con Gianmaria De Francesco del Giornale. C'è stato un rallentamento rispetto a certe prospettive del 2024, quando le cose a un certo punto erano lanciate. Paese, allora, l'Italia è in declino a prescindere dalla politica, c'è il declino demografico, declino è un paese vecchio, un paese stanco. Quindi l'Italia intesa come personale opinione, l'Italia come la intendiamo oggi non è destinata a durare. Quando i laureati, i giovani laureati vanno all'estero, vuol dire che non ce n'è più, vuol dire che è un paese stanco, in ginocchio, la maggior parte ormai delle persone non ha più figli, quindi non trasmetteremo nemmeno noi, per chi ci crede, il corredo genetico o le tradizioni, eccetera. Quindi che l'Italia sia destinata all'estinzione mi sembra nell'ordine delle cose. Cosa aveva detto Musk? Che di questo passo gli italiani si sarebbero estinti, non so in quale. Ma per me fa parte anche del ciclo dei popoli, si sono estinti gli antichi romani, poi l'uomo emerge sempre, torna sempre in ogni caso. I celtoromanzi, le lingue celtiche che sono emerse dopo il declino dell'impero romano. Questo fa parte dei cicli dei popoli che sono come quelli degli individui. Per quanto riguarda il contingente di adesso, è da prendere una situazione abbastanza a macchia di leopardo, abbastanza spezzettata, per cui ci sono diciamo situazioni in cui le cose vanno sicuramente meglio, altre decisamente no. Questo è un quadro, come diceva un manager giapponese, mi è stata riferita da un amico anni fa, erano manager della Sony con degli esponenti politici della Lega, e un amico che era presente mi ha detto che questo manager disse: non è sorprendente quello che succede da voi in Italia, è sorprendente che ci siate ancora. E credo che in questa frase ci sia un po' il senso di che cos'è l'Italia, di come va l'Italia. Allora, l'aneddoto. Vincent, il grande Vincent Vega. Allora, Fanfani dà un passaggio a questo giornalista, credo fosse Davide Lorenzetto, insieme al suo segretario e un altro onorevole, perché andavano, credo, da Arezzo a Roma. A uno stop, a un certo punto, sai com'è, avevano pranzato,
Fanfani emette un peto frastornante. Sì, una scoreggia, uno scoreggione. E allora cosa fa Fanfani? Da toscanaccio democristiano fa il nome del suo segretario, mettiamo che si chiamasse Rossi. Ma Rossi cosa fa? Come si permette? E il segretario, mi scusi. Questo è. A me ha fatto sorridere, così spero di voi. Vincent, non abbiamo tantissimo tempo, ma devi darmi un anticipo di quello che sentiremo domani pomeriggio. Movie time. Allora, buongiorno intanto, caro Pelle. Allora, per domani, purtroppo tu sai che ho avuto Sì. ecco, diciamo l'influenza e quindi non sono in grado domani. Ah, peccato. Sì, perché sono abbastanza nasale, come sentite. No, ti ho visto, è vero. E per di più non ho potuto neanche sfruttare, tra virgolette, la vincita della scommessa proprio del caffè. Ah, sì, proprio perché questa influenza intestinale mi ha debilitato. Quindi domani però... È vero, ieri non parlavi neanche, in effetti. Cioè, parlavi così. Però siccome ieri ho visto il grande Milan mi ha tirato su un po' il morale. Però domani potrete sicuramente riascoltare i migliori film del 2025 che sono... ho fatto la puntata che è andata in onda. Ah sì, beh, quello vuole sempre. Esatto, e ci sono dei bellissimi film che stanno per arrivare. Settimana prossima uscirà Captain America in una versione diversa, con protagonista anche Harrison Ford che fa Hulk rosso, e quindi è interessante. Quindi parlerò dei film nuovi del 2025 che sono particolarmente attesi e importanti, non di tutti, ma di alcuni. Prima di lasciare i tuoi impegni, Wolfman, tu l'hai visto? Non l'ho ancora visto, bella, perché ho un sacco di roba. Sto buttando sulle serie TV, e quindi grazie per avermi fatto vedere tu quella serie TV che mi dispiace che è arrivata la quarta stagione e l'ho finita tutta. Il titolo qual era, Pelle, lo sai tu? Slow Horses con Gary Oldman. È un tanto sarebbe bello anche un movie series, però non. Diciamo che è un panorama, mentre quello dei film lo puoi tenere insomma in qualche modo, quello delle serie TV è lì. Non so. Peccato. La settimana, poi sai che viene da 20 anni di teatro, è chiaro che mi manca anche io Movie Time lo vorrei tutti i giorni. In pillole, ma comunque anche il teatro che è una cosa importante, tra altre cose stanno chiudendo un sacco di teatri. Ci stiamo lavorando. Una cultura così importante come il teatro, perché il teatro italiano è una cosa. Allora, sono venuto a sapere, questo non riguarda, visto che voi due insieme non ci arrivate lo stesso, io invece comincio a essere vicino, devo capire, mi sembra sia a Milano, c'è un'opportunità per gli ultra settantenni di andare a teatro, non solo vanno a teatro, possono andare a teatro gratis, ma li vanno anche a prendere. Sì. Non la conoscevo. Va bene, grazie. Allora, qui vedo un WhatsApp, non si sente niente del tuo ospite. L'ospite è Vincent, non so se si sentiva. Abbiamo parlato, l'ospite è Vincent Vega, il nostro grande Vincenzo. Parlavamo di Movie Time, che il prossimo domani verrà riproposto il Movie Time speciale sui film del 2025, quindi non perdetevelo. E poi grazie Vincent, guarisci presto Vincent. Stefano del Brembo ti fai gli auguri di guarire presto. Grazie, salutami. C'era staccato il microfono, Pelle. Ha fatto lo scherzo e ha staccato il microfono. Mamma mia, i fantasmi i fantasmi di chi sappiamo noi. Allora, ecco, dovete scusarci, ma qualcuno, evidentemente sapendo che io sono un ultras del Milan, mi ha staccato il cavo del microfono
nascondendolo. Ecco, cioè, pensate un po' come siamo messi. Va Mamma bene. mia. Forza Milan. Grazie Stefano, un saluto a tutti voi. Benissimo, grazie. Allora, non è giusto, secondo me, perché siamo sempre in mezzo al pensiero politico, non si può. Sono d'accordo con Lisetta, dice sempre Stefano, ma anche il contrario. È vero che ha ragione Lisetta, ma soprattutto che siamo sempre contro il governo per nulla, lasciamolo lavorare e poi uno cambia. Alcuni audio telefonici alla radio non si sentono, sono bassissimi. Questa è sempre una segnalazione che io giro ai tecnici. Il microfono, la voce era lontanissima. Però, hai capito? I miei 37-38, Stefano dice che sono addirittura 247, no? Ascoltatori. Vedi che sono molto attenti, molto esigenti e vogliono bene a questa radio perché pronti subito non si sente, vuol dire che c'è affetto e quello non ce n'è mai abbastanza. Poi Maurizio, bentornata Lisetta. Straniero brucia la torre di controllo. Questo lo manda, anche qui non vedo nome, comunque non ho capito, credo sia una notizia tratta dalla verità. Velocissimi genetriaci e ricorrenze. Ronald Reagan, il contribuente è uno che lavora per lo Stato senza essere dipendente statale. Poi Zazà Gabor, quanti mariti ho avuto? Intendete oltre al mio? E poi Ivo Garrani, il papà di Tony Garrani, grande attore di cinema, TV, teatro e radio. Sentite i versi di Paolo Volponi, che era comunista ma era un grandissimo poeta. La luna muore e perde sangue chiaro che si riversa nelle gole latrenti dei cani. Ma quanto vorrei, mi dispiace, Volponi era comunista ma era un grande poeta. Da lassù mi perdoni Volponi perché non sono un lettore purtroppo, cioè, nel senso non sono uno che sa leggere, non ho la dizione, però la luna muore e perde sangue chiaro che si riversa nelle gole latrenti dei cani. Beh, quando c'è la poesia. François Truffaut, anche qui è cinema, ma siamo nella poesia, i 400 colpi, Jules et Jim, che vi do un consiglio, fatevelo spoilerare Jules et Jim, per favore, perché altrimenti ci restate male come sono rimasto male. È meglio che la sappiate alla fine di Jules et Jim, perché io sono stato male, proprio ho avuto ma mi ha mandato di traverso un paio di giornate. Grandissimo film. Effetto notte, che vinse anche l'Oscar. L'amore a prima vista è come vivere un secolo in un secondo. François Truffaut. Giorgio Guazzaloca, il primo finora unico sindaco non di sinistra a Bologna, una famiglia di macellai. E poi, avete capito, è il genetriaco di Bob Marley. Chi ha paura di sognare è destinato a morire. Manuel Orantes, Manolo, un grande tennista spagnolo degli anni 70. E poi oggi è Axel Roses, ve li abbiamo già fatti sentire ieri, però vediamo. Manuel Orantes, mi sono dimenticato, ha vinto 2 slam. E poi Dodò, si parlava di calciatori, è stato calciatore della Roma e poi anche dell'Inter, poi credo sia finito non so dove. Allora, facciamo un assaggio di Guns N' Roses, 30 secondi di Guns N' Roses e poi vado ai sondaggetti, perché sono poca roba oggi di sondaggetti.
Rompiamo, non sfumiamo, perché poi la seconda parte di questo brano di Bob Dylan cantato da Axl Rose non si può. E pensare che io proprio non ho niente dei Guns N' Roses, rimedierò. Sondaggetti, rilevamenti demoscopici, un sondaggio Tecne, fiducia nel governo 42 a 50, 50 non ha fiducia, 7 non sa. In Giorgia Meloni 46 a 49, 46,3, 49,8. Nella fiducia nella magistratura 39 a 50, 50 non ha fiducia, 39 ne ha. Chi ha ragione tra Meloni, Giorgia Meloni, alcuni magistrati? Ha ragione Giorgia Meloni 42, i magistrati 39. 13:31, chiudiamo questa parte. Adesso chiuderemo questo Knock on Heaven Doors di Bob Dylan cantato Axl Roses, e poi entriamo con oltre la pagina, e con la terza pagina con la professoressa Silvia Stucchi e Oscar Wilde. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Va ora in onda Oltre la pagina. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda Terza pagina. Terza pagina, come vi ho anticipato, alla scoperta di un gigante. Il gigante egoista, anche il titolo di un suo bellissimo racconto. Stiamo parlando di Oscar Wilde e lo facciamo con la professoressa Silvia Stucchi, saggista, docente di lingua e letteratura latina, ma anche autrice di saggi su Agatha Christie, quindi conoscitrice anche della cultura anglosassone. E oggi, tra l'altro, su Libero potete leggere un suo articolo su Salieri, il cattivone. Ma noi parliamo di Oscar Wilde, poi se volete parliamo anche di Salieri, ma io mi sono preparato soprattutto sulla trasmissione per Oscar Wilde. Bentornata professoressa e grazie davvero Buongiorno. per essere qui con noi. Grazie a voi per la per la periodicità, insomma, delle nostre chiacchierate. Grazie a lei. Allora, Quotidianità era troppo, insomma, troppa ambizione. No, anche di solito allora, io diciamo per indicazione tendo a non avere un ospite più di una volta alla settimana, poi magari una volta alla settimana sì, quindi la prenoto. Va bene. Allora, Oscar Wilde potremmo dire è un contemporaneo perché probabilmente è il più citato tra gli scrittori, lo citano giornalisti, politici, sempre citato. A me viene da dire da pensare che più che contemporaneo sia presente, e la presenza di Oscar Wilde è quello che io a una certa età, professoressa, questa presenza cominciamo a avvertirla sul finire degli anni '80, secondo me. Prima Oscar Wilde era un autore, no? Quelli con la maiuscola che fanno parte della cultura e quindi lo conoscevano, lo praticavano le persone addette alla cultura. Poi non so se sia innanzitutto non so se questa mia osservazione sia corretta. Io ho avuto l'impressione che poi a un certo punto Oscar Wilde sia come deflagrato e faccia parte praticamente Oscar Wilde vive e scrive in mezzo a noi. Sì, perché è il più pop degli autori, diciamo, dei giganti della letteratura, perché è sempre stato talmente avanti
da essere contemporaneo di persone della nostra generazione che lui nemmeno immaginava come sarebbero state forse, ma già lo intuiva. Quindi sì, a partire dalla fine degli anni '80, un po' con l'idea della mescolanza dell'alto e del basso, della cultura alta e di quella popolare, qualunque cosa voglia dire, Wilde è tornato di prepotenza, anzi si è, come dire, insediato di prepotenza nel nostro immaginario, anche complici tutta una serie di film tratti da come si dice, opere di Wilde o che raccontano la vita di Wilde. Ce ne fu uno molto bello del fine anni 90, del 96, con Stephen Fry, Wilde, che era meraviglioso, e poi perché Wilde è stato il primo non a scoprire, ma a dare rilevanza al bello di essere, come dire, di essere se stessi nel bene e nel male, anche a costo che lui ha pagato poi, di distinguersi in ogni modo dalla massa. E poi certo ci sono i suoi aforismi, che poi in realtà lui non ha mai scritto una raccolta di aforismi, no? Periodicamente, anche non so, nelle edicole ci sono le edizioni tascabili di aforismi di Oscar Wilde, ma lui non ne ha mai scritti, sono estrapolati dai suoi romanzi, dalle commedie. L'unica serie di aforismi vera e propria di Wilde è quella che è preposta all'incipit del racconto del ritratto di Dorian Gray, a mo' di introduzione e in senso provocatorio. E se il povero Oscar Wilde avesse avuto un centesimo ogni volta che, come dire, viene citato uno dei suoi aforismi, a volte anche a sproposito, e probabilmente gli ultimi anni della sua vita sarebbero stati meno tristi. Le chiedo, stilisticamente, perché purtroppo chi le parla non ha dimestichezza con l'inglese. In compenso posso leggere in francese, ma in inglese no. Quindi non ho mai avuto la fortuna di leggere Wilde in inglese, non l'avrei capito. Ma stilisticamente, io ho reminiscenze vecchie, se ne parla come di uno scrittore dallo stile vittoriano ridondante, però sono reminiscenze antiche. Volevo una sua connotazione stilistica. Più che vittoriano è un esteta e quindi è ricercato perché così sta nei codici dell'estetismo. E per esempio mi viene in mente sempre l'incipit del ritratto di Dorian Gray, in cui si dice c'è questa seduta di posa del ritratto che poi avrà il ruolo capitale nel romanzo, e si dice che viene dal giardino il profumo dei miosotis. E uno dice, accidenti, che cosa, chissà che fiore sarà. Poi scopre che sono i non ti scordare di me, no? Quei fiorellini, no? Che noi chiamavamo da piccoli gli occhi della Madonna, che crescono agli angoli delle strade, perché appunto sta proprio nei codici della lingua di Wilde, delle sue scelte estetiche, nobilitare anche a livello di lessico, di tournure, di giri di frase, una realtà. E questo è un po' un insegnamento anche per noi, che può essere che è sempre un po' meno all'altezza, meno all'altezza dei nostri sogni di quanto la vorremmo. Mi viene in mente, se posso dire che io sono una casalinga mancata, una nostra amica che quando ti invitava a pranzo diceva: ma faccio procedere le déjeuner, faccio le omelette, che voleva dire semplicemente ti faccio la frittata, faccio la mousse, però poi vogliamo mettere come uno si sentiva più valorizzato, no? Invece di dire vi faccio 2 uova, tegamino, sbattute con un po' di funghetti e poi vi faccio sciogliere il cioccolato e vuoi mettere. Lì ci sarebbe anche qualche osservazione culinaria, perché guarda caso io vivo allora questo dramma. Mio padre faceva la frittata alta mezzo metro con 27 uova con formaggio eccetera. La mia compagna, che è una cuoca straordinaria, ahimè me è la mia linea ovviamente perduta, ma non solo per quello, fa la frittata, ma la sua è un omelette, che non è la stessa cosa. Non è proprio lo stesso, sono il vecchio dramma dell'iperonimo e dei sinonimi. Comunque sì, leggere Oscar Wilde è sempre una bella
una bella esperienza, anche Ecco, perché devo dire l'inglese non lo sa benissimo, ma sa la grammatica e magari appunto perché è proprio un inglese di un uomo che ha studiato a Oxford, che ha un lessico sì vasto, ma una costruzione della frase in cui una persona colta che sa l'italiano si ritrova. possiamo, dal punto di vista letterario, si inserisce nei grandi poeti irlandesi di lingua inglese. I nomi sono tantissimi. Sì, effettivamente Yeats che conobbe Wilde nella primissima gioventù, ma poi diciamo Wilde è paradossalmente più celebre come prosatore che non come poeta, e Mm. forse è vero, anche se il De Profundis, insomma, la ballata del carcere di Reading è sempre molto bella da leggere, ma è più noto come prosatore, però in realtà lui fu più un uomo di teatro. Di romanzi ne ha scritto uno solo, ma di opere teatrali che hanno anticipato anche temi come quelli del teatro di Pirandello con una maggiore leggerezza, con più scatto, con più brio. Ecco, quelle sono veramente un lascito per tutta l'umanità, e mi viene da dire anche per gli sceneggiatori cinematografici, perché c'è stato un periodo, una quindicina d'anni fa, forse qualcosa di più, che c'è stata una produzione di film sulle tematiche wildiane, riduzioni di commedie wildiane, che faceva impressione. Nel suo articolo la settimana scorsa su Libero, lei fa anche una panoramica che dà proprio l'idea della vastità e anche della diversità, perché parlo da lettore, sono un ignorante, Sì, posso parlare solo da lettore, ma i racconti, quelli destinati sembra, ai bambini, ai bambini, poi non so. sono bellissimi da leggere da ragazzi, ma sono bellissimi da leggere anche da adulti. Poi ci sono Certo. racconti che, come diceva lei, anticipano Pirandello, hanno anche Vera e i nichilisti, ci sono anche Da un lato connotazioni. sì, lui è stato veramente figlio del suo tempo, perché i nichilisti, che ebbe un bel successo, anche se insomma non fece proprio venire giù il teatro, è un dramma molto calato nel suo tempo. Oggi chissà più chi siano i nichilisti, ma all'epoca effettivamente anche uno zar venne ucciso da un da un attentatore. Poi ci sono le commedie mondane, e quelle veramente ci presentano un'umanità che sui temi della maschera del volto, del nascondimento, della bugia che rivela la verità è veramente modernissima. E poi ci sono i racconti, e effettivamente quelli che sono concepite come favole, che tanto favole non sono, o che sono crudeli come tutte le vere favole. Pensiamo al compleanno dell'infanta, poco letta, ma raffinatissima e Sì, cattivissima, sono sì, appunto adesso racconti me lo per ricordo. adulti. Eh sì, ma sono racconti per adulti, un po' come Il Piccolo Principe, in realtà si passa per, come dire, una favola per bambini, ma in realtà è un racconto che parla agli adulti, scritto per gli adulti. C'è anche questa capacità, ripeto, mi approccio come neanche come suo studente, ma come lettore, capacità di un coinvolgimento emotivo che ha nei confronti del lettore, perché stavo pensando al Principe Felice, io l'ho Sì, trovato commovente, non solo ovviamente, come insomma, come un po' tutta la produzione, perché anche, il De Profundis che non rientra più in quello che diciamo, chiamiamolo ortodossia wildiana, ma Wilde non sì, avrebbe ammesso di parlare di ma ortodossia. neanche, Di perché è vero, perché Wilde ci fa commuovere, ma poi subito dopo lui gioca a fare il cinico. E quindi dice che no, se ti commuovi sei una mammoletta. Una volta diceva non si può leggere la morte della piccola Nelly in Dickens, pausa effetto, senza scoppiare a ridere come dei pazzi. Quindi ci fa commuovere e poi ci fa, come dire, quasi, non dico un po' vergognare, ma come ogni persona adulta che viene sorpresa a commuoversi ed avere la lacrimuccia per una favola. Poi altra cosa che secondo me è molto moderna di Wilde, molto contemporanea, è che lui ha anticipato la figura dello scrittore, dell'intellettuale, che insomma non ha
ha questa preclusione nei confronti della carta stampata. Lui è stato anche il direttore di una rivista femminile per signore. Mhm. E poi è stato anche l'anticipatore di quella moda che noi abbiamo oggi fortissima, di romanzi o racconti o testi che parlano della nascita dei romanzi, degli autori dei romanzi. Pensate tutta la letteratura secondaria su, che ne so, Jane Austen, Manzoni e via dicendo, un tè con Jane Austen, tutti i romanzi su Manzoni che diventa non autore ma personaggio, su Jane Austen che diventa personaggio di un racconto e che ce la mostra mentre scrive. E Wilde l'aveva già fatto toccando la materia dei sonetti di Shakespeare, quindi ha anticipato veramente tutto. È difficile avere una buona idea senza dire, caspita, poi senza rendersi conto, caspita, l'aveva già avuta Oscar Wilde. C'era un personaggio di un libro di Tiziano Sclavi, Non è successo niente, a un certo punto aveva una battuta molto divertente e gli chiedono: ma anche questa è di Oscar Wilde? Ma basta, non è che tutte le battute belle sono di Oscar Wilde per forza, però quasi tutte sì. Anche Potreste ammetterlo. Dylan Dog in effetti ha diverse citazioni wildiane. Hai voglia, proprio si pescava, come si dice, come diceva il Cavalier Marino, da Wilde si legge col rampino, si pesca a strascico. Anche nel Nome della rosa se ne trovano parecchie di citazioni wildiane, un po' camuffate, ma da lì vengono. Quindi è veramente, veramente stato il più moderno di tutti. A Dublino e in tutta l'Irlanda nel 2025 ricorrono i 125 anni dalla sua morte, sono in atto tutta una serie di manifestazioni, rievocazioni, commemorazioni che almeno gli rendono un po' di giustizia. Tra l'altro è uscito di recente in Italia per, credo, la Lepre Edizioni, un libro molto bello scritto dal figlio, non era mai stato tradotto in Italia, Essere figlio di Oscar Wilde. Il figlio aveva preso il cognome Holland, che era quello della madre, Constance Holland Lloyd, e Essere figlio di Oscar Wilde è veramente, veramente un grande libro. Questo bisogna annotarlo, perché effettivamente prima era disponibile solo in inglese e nell'imminenza appunto del 125esimo è stato tradotto anche in italiano, e ci fa vedere una cosa che poi dicono tantissimi testimoni che l'hanno conosciuto. Di solito si dice che per non essere deluso dai tuoi autori preferiti dovresti non conoscerli mai. E c'è una persona veramente generosa, simpatica, munifica, disponibile anche a dare idee, suggerimenti, e citavo alla fine dell'articolo il saggio biografico, la biografia di Richard Hellman, che purtroppo è esaurita, era stata stampata per Rizzoli negli anni 90, e veramente, veramente tantissimi giovani autori, poeti, anche il giovane Gide hanno attinto da Wilde, e si dice che una volta in un salotto diceva Wilde: io tutto il mio genio l'ho messo nella vita, il talento nelle opere. A un certo punto si rende conto che un giovane scrittore, non dico che prendeva appunti mentre Wilde parlava, quindi gli si avvicina e dice: guarda, di quello che ho detto puoi tenere tutto, ma la storia dell'uomo e del suo ritratto, quella no, quella, e sarà il ritratto di Dorian Gray, la devo scrivere io. Ma per il resto, per esempio, il personaggio di Menalca nell'Immoralista di Gide è proprio Wilde, che aveva conosciuto e istradato Gide alla letteratura su certe tematiche, quindi è stato veramente un gigante per quello che ha scritto e per quello che ha fatto, che ha ispirato alla generazione dopo di lui. È quello che caratterizza anche la vita, che ha questo esito tragico, una vita davvero da romanzo, se mi è concessa una frase fatta e usurata, però davvero sembra la vita di un protagonista di un romanzo, la fine. Volevo chiederle, il processo intentatogli per il rapporto con Bosi, no? Con Alfred Douglas,
è un processo che nasce solo per il moralismo puritano, vittoriano, o è anche che tutto sommato Oscar Wilde, perché io mi ricordo anche la capacità di smascherare e di mettere in luce con grandissima, ovviamente, no? Grandissima sense of humor, eccetera, ma anche era spietato non lui era spietato, ma quando smascherava le contraddizioni della società che lo Certo. circondava, erano spietate le sue analisi. E mi sembra di ricordare che, non ricordo più, devo essere sincero, se l'ho visto in un film o se l'ho letto, e anche la sua difesa al processo smascherava tutte le contraddizioni e le ipocrisie della società che lo circondava, e ha pagato quello anche, secondo lei? Sicuramente, perché diciamo ha messo il dito nella piaga di tutta l'ipocrisia di una società, quella vittoriana, per cui tutto era lecito posto che si tacesse. Poi bisogna anche dire che era anche un uomo di un'ingenuità per certi versi, perché l'ha citato lui, il padre di Lord Douglas, il marchese di Kingsbury, l'ha citato lui in tribunale per prima cosa, in seguito a un biglietto, tra l'altro sgrammaticatissimo, in cui non si capiva bene come il marchese lo volesse insultare. Quindi sì, è stato veramente da un lato molto ingenuo e anche molto idealista, e dall'altro un campione di quella che lui chiamava questa frivolezza un po' sinistra che ispira tutte le sue opere, ma anche i suoi stessi personaggi. Se uno pensa alla Lady Windermere, del Ventaglio di Lady Windermere, è un miscuglio un po' inestricabile di cinismo e di generosità, e alla fine della commedia di fatto tutti i personaggi tornano in una sorta di ordine costituito secondo il loro statuto, ma senza capire bene perché, senza essere stati smascherati. Cioè la giovane Lady integerrima che stava per lasciare il marito salva la reputazione, ma non saprà mai che Lady Windermere è sua mamma. Il giovane amante, insomma, il corteggiatore seriale della ragazza, si trova a scappare. Ovviamente, come diceva Wilde, tutti gli americani se fanno i bravi muoiono a Parigi, e anche lui è morto a Parigi. Si trova a scappare, mi sembra, in Francia, verso la riviera, non con la figlia ma con la madre, senza aver capito bene cosa sia successo. Il marito ritrova la piena armonia con la moglie, senza aver mai saputo che la moglie lo stava per lasciare. Quindi è proprio una singolare mescolanza di cinismo, di bontà, di generosità, ed è proprio la cifra dei tempi moderni, in cui nessuno può essere univocamente o bianco e nero, ma è il grigio a dominare. Allora, siamo arrivati al termine. Io ringrazio la professoressa Silvia Stucchi. Oggi vi ho detto c'è il suo articolo anche su Salieri, ma abbiamo L'uomo parlato che non uccise Mozart, il titolo di questo saggio di Ernesto Monsalvo per Ares. Visto che tutti conoscono Salieri come il cattivo compositore invidioso e mediocre che fece morire Mozart, questo saggio lo rivaluta dicendo appunto che fu un gigante della musica, scrisse più di 700 opere. Sicuramente non fu lui a uccidere Mozart, e poi ci sono un paio di rivelazioni, tra cui per esempio la prima rivelazione al grande pubblico di un'opera scritta a 4 mani, una piccola opera da Mozart e da Salieri. E quindi un saggio che vale la pena di leggere. Diciamo che il grande successo del film 84, Amadeus, ha fatto un torto a Salieri, perché anche quel film, grazie a quel film che Salieri diventa il cattivone. Esatto. Grazie anche all'interpretazione di Murray Abrams, che vinse l'Oscar, se non sbaglio. Certo, sì, tra l'altro stranissimamente lui e l'interprete di Mozart, Tommy Hulse, erano candidati tutti e due agli Oscar, ma come si fa di solito se ci sono due attori particolarmente in gamba in un film, uno viene candidato come protagonista, l'altro come non protagonista. Lì erano tutti e due candidati come protagonisti.
E ovviamente c'è stato polverizzato Tommy Wolf e Mara Abram giustamente era interpretato un Salieri che resta impresso, ma quel Salieri lì viene dal dramma di Peter Sheffer, che è tratto da una delle microtragedie di Pushkin, mentre invece il Salieri storico, se posso dire, non dico che proprio non gliene fregava nulla di Mozart, però nella sua posizione difficilmente avrebbe potuto essere scalzato. Lui era il favorito di Giuseppe II, compositore di corte. Poi soprattutto, pochi lo sanno, la Scala di Milano è stata inaugurata con un'opera di Salieri, l'Europa riconosciuta. E con questo dobbiamo chiudere, purtroppo il tempo è volato. Grazie professoressa Stucchi Grazie a voi, e a risentirci a di presto. Radio Libera, a presto.
Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Iniziamo a scavare. The Brutalist è l'evento cinematografico dell'anno. Perché un affermato architetto si ritrova a spalare carbone a Filadelfia? Candidato a 10 premi Oscar, tra cui miglior film e miglior attore protagonista. Il destino ci ha uniti. Con Adrian Brody, Felicity Jones e Guy Pearce. The Brutalist, dal 6 febbraio al cinema. Forse è meglio che vada. E chi lo dice? Sempre se non hai altro da fare. No, che non ce l'ho. Il film più emozionante dell'anno. Il candidato all'Oscar Andrew Garfield. Che ci piaccia o no, il tempo stringe. La candidata agli Oscar Florence Pugh. Perché hai tanta fretta? È che sono preoccupato, che mi stia innamorando di te. We Live in Time, dal 6 febbraio al cinema. Eccoci in diretta, parliamo del quello che è successo ieri in Parlamento, le relazioni, le informative dei ministri Nordio, Guardasigilli e Piantedosi degli interni, le repliche dell'opposizione. Allora andiamo con la sigla. Il nostro ospite sarà Nicola Ottaviani, segretario della Quinta Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione. Qui Parlamento. Allora, intanto fatemi dare il benvenuto e un grazie a Nicola Ottaviani. Benvenuto Ottaviani, grazie per essere qui con noi. Sempre con grande piacere, buona giornata a tutti gli ascoltatori. Allora, prima di entrare nel merito di quello che è successo ieri, io voglio partire con un'osservazione. La politica del 2025 si riduce a Presidente del Coniglio? Punto di domanda. E questa è la politica di oggi? Faccio riferimento alla battuta di Ellis Lane fatta ieri alla Camera. E questa è la politica di oggi? Detto da Schlein dovrebbe essere una sorta di vanto, perché è chiaro che laddove c'è la verità e laddove dimora anche la linearità e la coerenza, sicuramente non alberga né la Schlein né il PD, quindi siamo contenti che il massimo di quello che possano partorire è il profilo del Coniglio, ci mancherebbe altro. Il problema è che rispetto a quello che è stato il profilo della postura del nostro paese nei confronti del tavolo internazionale quando la sinistra governava, non credo che la Schlein possa insegnare qualche cosa al nostro paese, e neppure coloro che sono vicini alla Schlein possano insegnare come si interpretano le norme del codice di procedura internazionale o come si tutelano ancor meglio gli interessi superiori, gli interessi nazionali del nostro paese. Perché quello che ho avuto io l'impressione di vedere ieri, questa insistenza nel volere la diretta televisiva, francamente ho visto una parte dell'opposizione che ha voluto la tribuna per insultare il governo, non per svolgere critiche come si fa in politica, come ho visto io fare in politica a una certa età, seriamente, e come si fa anche ancora. No, ho visto solamente, praticamente sembrava o uno di quei tristi talk show che aizzano coloro che intervengono, i reality che io non guardo. Sembrava più che politica una brutta televisione, una cattiva televisione, per volontà della sinistra ovviamente, no? Perché sono loro che hanno voluto la diretta televisiva, sono loro che se ne sono sinceramente infischiati del caso Al-Masri, hanno voluto l'occasione per mettersi in mostra a insultare un governo. Però l'insulto mi insegna che in politica in realtà dovrebbe essere sempre così, non ti porta da nessuna parte. E parlo con uno come Nicola Ottaviani, che è avvocato, quindi ha il suo lavoro e ha scelto di dedicarsi alla cosa pubblica come sindaco di Frosinone, dove ha avuto molto successo. Poi per il limite di mandati parlamentare, quindi parlo con una persona che la politica, la sua storia, la sua esperienza dimostra sapere che cos'è la politica. E io che la politica lo osservo, confesso, al di là dell'essere di parte, sono rimasto amareggiato, ho detto, ma dove siamo scelti, dove siamo sprofondati? Ripeto, la colpa sono a sinistra, per carità, però ho paura, onorevole Ottaviani, che questo atteggiamento rischi di peggiorare tutto, di marcire, di corrompere, di trascinare verso il basso. Questo come cittadino lo dico, prima ancora che come persona schierata politicamente. Mi interessa una sua opinione. Difficile non essere d'accordo con lei, però partiamo da una considerazione importante. C'era
un vecchio docente universitario, che era il professor Corasaniti. Tra l'altro la famiglia Corasaniti è una famiglia che per anni si è occupata di diritto ai massimi livelli, il papà è stato anche il presidente della Corte Costituzionale, il figliolo è stato uno di quelli che hanno introdotto in Italia il diritto dell'informazione, soprattutto oltre che il diritto all'informazione, le tecniche dell'informazione. Lui diceva due cose molto molto importanti. La prima, dosate quello che è il profilo del diritto di rettifica, perché chi non ha letto la notizia la prima volta nell'accesso magari la legge la seconda volta. Dopodiché tirò fuori una sorta di aneddoto, insomma, che è importantissimo, fondamentale, che la politica dovrebbe, soprattutto la politica di questa seconda o terza repubblica, francamente io ho perso ormai il conto di quale repubblica oggi ci possiamo vantare, se non spesso, come ho detto l'altro giorno in televisione con Bonelli, la repubblica delle banane, perché insomma vedere che un intero governo finisce sotto processo, perché di questo stiamo parlando, perché un tizio si alza e fa una denuncia, insomma stiamo parlando delle repubbliche delle banane. Dicevo, attenzione per quanto riguarda l'uso dei media da parte della politica, in primis da parte di Schlein e compagni, perché i media sono una cassa di risonanza, poi sto parlando di persone come voi che se ne occupano quotidianamente, e come cassa di risonanza fa risonare tutto il media, della serie, se prima lo sapevano in 5 o in 10 che avevate poche idee, che avevate poca concretezza e che eravate mestieranti della politica, adesso grazie alla diretta televisiva che voi avete voluto, lo sa un paese intero, della serie chi di media ferisce, di media ferisce, perché poi è questo quello che è successo ieri. La Schlein, ecco, appartiene a quella categoria di politici che in Italia sono convinti che quando si parla di F24, noi che paghiamo le tasse quotidianamente sappiamo di che cosa stiamo parlando, e magari forse ci si riferisce a quella che è l'autovettura della Ferrari, l'F24 famosa, oppure quando si parla di F23 sono convinti che magari stiamo parlando di un MiG italiano, di uno di questi aerei di Stato sui quali viaggiano spesso personalità più o meno importanti. No, l'F23 è un altro modello per pagare le tasse. La distanza tra queste persone e il paese reale e in realtà è la nostra forza, è la forza del centrodestra, è la forza di chi quotidianamente ha a che fare con quanto costa un chilo di pane, perché se chiedessimo a queste persone quanto costa un chilo di pane o un litro di latte non ne saprebbero nulla, di chi come noi interpreta quelli che sono i bisogni del quotidiano e cerca di dare delle soluzioni. Certo, non è possibile dare le soluzioni a tutto con una velocità che potremmo definirla da Mr. Bean al contrario, perché poi anche lo stesso Mr. Bean di guai ne combinava quando voleva riuscire a risolvere certe situazioni, ma l'approccio che il centrodestra sta portando avanti è un approccio di grande linearità. Ecco, quando abbiamo noi buttato giù l'ultima manovra di governo con il ministro Giorgetti ha detto una cosa sacrosanta, ha detto noi dobbiamo agire come agisce il buon padre di famiglia, non dilapidando tutto il patrimonio che oggi noi abbiamo a disposizione, perché ai figli che facciamo? Lasciamo i debiti? Allora, per una serie di circostanze, diciamocela tutta, diciamocela con i nostri radioascoltatori, purtroppo in questo momento la sinistra sta impazzendo. Ma perché sta impazzendo? Perché se guardiamo il contesto geopolitico internazionale, prima ancora che Trump divenisse per la seconda volta il primo inquilino della Casa Bianca, avevano già demonizzato Trump da un anno a questa parte, avevano abbracciato una sorta di ghost, una sorta di fantasma che camminava, che era Biden, avevano fatto di tutto e di più per avere questa sorta di indice di eroe, che fosse una sorta di eroe in grado di risvegliare la sinistra anche europea, e dopodiché quando Trump si è ritirato sono entrati nel panico più totale. Allora, anche le dichiarazioni di questi giorni della Schlein, di buona parte della sinistra contro Trump, non si rendono conto che sono dichiarazioni contro quello che è il principale nostro alleato all'interno del patto atlantico. Quindi il voler personalizzare, voler demonizzare sempre e comunque chi non la pensa come te, e per noi sta diventando la più grande forza del centrodestra. Ci mancherebbe, anche noi di errori spesso ne commettiamo,
ma in più di qualche caso sembra che noi dobbiamo soltanto rimanere fermi, dobbiamo cercare di non distruggere il paese come l'hanno distrutto loro, tanto stanno facendo di tutto e di più. La vicenda di questi giorni, e mi permetta un minimo di calore su questa storia, lo dico e come professionista che da 33 anni gira tutta l'Italia, continuando anche a fare politica, perché io dico che chi fa politica deve continuare a lavorare per rendersi conto di quello che è il paese reale, e lo dico anche come modestissimo politico della Lega e del centrodestra. Ma la vicenda di questi giorni, un avviso di garanzia, perché di questo poi stiamo parlando, non è che stiamo parlando di chiacchiere e di briciole, non nei confronti soltanto del Premier, ma nei confronti di mezzo governo. Ma secondo voi, ma chi ci guarda dall'estero e aveva la minima velata intenzione di porsi il dubbio, ma mi conviene venire a investire in Italia oppure mi conviene andare ad investire in Inghilterra, in Francia o in Germania, dove il rispetto delle istituzioni e il rispetto anche delle imprese è sicuramente diverso? Ma quanti imprenditori abbiamo fatto scappare noi dalla possibilità di investire in Italia nel corso dell'ultima settimana per quello che è avvenuto? Un tizio, perché poi diciamocela tutta, l'avvocato Li Gotti non è che ha presentato un esposto in quanto incaricato da un extracomunitario o da un italiano, da un quisque de popolo, da chi fosse, no, ha presentato un esposto sottoscrivendolo come avvocato, ma in realtà agendo o cercando di agire per reati procibili di ufficio poteva chiamarsi anche Mario Rossi. Ebbene, attraverso questo esposto, che doveva essere verificato, analizzato, preso cum grano salis, questo è quello che ci insegna il diritto da 2000 anni a questa parte, ne viene fuori un pandemonio che non finisce mai, perché si salta a pie pari quello che è il profilo dell'applicazione del diritto. Guardi, mi taccio perché altrimenti potrei rubarvi tempo per altre ore intere, ma qui stiamo parlando di diritto che se non trova applicazione per chi è al vertice del paese, figuriamoci per chi purtroppo si trova ad avere e a soffrire di situazioni di disagio o di scarsa tutela dei propri diritti. Cioè, se il principio di diritto, lo Stato di diritto e di garanzia non vale neppure per il governo, ma può valere per chi non ha la forza neppure di avere una tutela legale? Ecco, questo è il dubbio che lasciamo e rimettiamo ai nostri radioascoltatori. Ma è un dubbio che è importante. Torniamo alla vicenda in sé. Devo fare il mio lavoro. Parlerei, se l'ascolterei per ore perché è sempre molto interessante ed è pertinente anche alla sostanza di questa emittente e al lavoro che faccio io e agli interessi degli ascoltatori. Nel merito lei aveva anche specificato che il caso Al-Nasri, cioè l'Interpol l'aveva classificato come Blue Notice, cioè codice blu, cioè si trattava di raccogliere dati sull'identità e sugli spostamenti. Quindi già di partenza abbiamo il nulla praticamente, sul quale poi è stato fatto nascere tutto questo putiferio che lei ha appena ricordato. Ma una curiosità, come sono riusciti? Come si è riusciti a partire dal nulla, a costruire? C'è l'informazione di mezzo, c'è qualche, per esempio, insomma, il fatto che Li Gotti sia stato sottosegretario con Prodi, il fatto che Prodi abbia litigato con Giorgia Meloni a distanza, il fatto che, come scriveva Giampaolo Pansa, Prodi sia particolarmente suscettibile e vendicativo. È un'ipotesi mia questa, per carità, però è davvero, per quanto in Italia si sia abituati a tutto, è stato davvero uno spettacolo sorprendente per tanti aspetti. Beh, allora, dobbiamo tornare un po' alla norma, cercheremo di rappresentarlo in modo abbastanza semplice e plastico e siamo sicuri che i nostri ascoltatori possano seguirci. Allora, esistono due possibilità per bloccare un soggetto in giro per l'Europa. La prima è quella del MAE, il mandato di arresto europeo. Che cosa avviene? Viene emesso un mandato di arresto da parte di una delle tante autorità giudiziarie che aderiscono all'UE, quindi c'è questo nostro trattato dei 27, tanto per essere chiari, e coloro che hanno aderito alla possibilità di dare efficacia immediata al mandato di arresto europeo, se sostanzialmente l'autorità giudiziaria francese
emette un mandato di arresto per una vicenda che ritiene abbia avuto una consumazione di natura giurisdizionale lì o in un altro Stato dell'Unione, a quel punto quel mandato di arresto è come se fosse stato emesso e valido non soltanto a Lione o a Parigi, ma anche a Trapani, a Palermo o a Roma. Quindi in quel caso non c'è nessun tipo di pronunciamento che viene richiesto ad un ministero italiano, non viene interpellata giustamente l'autorità politica, che non si può esprimere per il principio della separazione dei poteri, ci mancherebbe altro, non si può esprimere su un mandato, quindi neppure il capo dello Stato può intervenire per dire ma io voglio bloccare un mandato di arresto europeo perché non sono d'accordo. Se viene emesso da un'autorità di giurisdizione, amen, si deve applicare e ci mancherebbe altro. Poi c'è questa seconda ipotesi, che è quella del CPI, quindi la Corte Penale Internazionale, laddove la procedura non è che ce la siamo inventata noi, non è che se l'ha inventata il centrodestra, la Lega o la Meloni. Questa procedura del CPI, quindi di una decisione che viene emessa dalla Corte Penale Internazionale, è una decisione che, secondo quelle che sono le norme che si applicano in tutta Europa, e potremmo dire anche nel mondo, deve essere vagliata, quindi ha bisogno di una sorta di nulla osta da parte del Ministero di Grazia e Giustizia. Ma questo perché? Perché sostanzialmente si chiede di verificare se ci sono questioni di criticità di carattere politico e che possono attenere anche alla sicurezza nazionale di un paese. Quindi qui è stata applicata quella che è la norma, si è passati per il Ministero, probabilmente sarebbe stata necessaria una maggiore comunicazione tempestiva per dire guardate, noi abbiamo esercitato immediatamente i nostri poteri di controllo, che non sono, sia ben chiaro, di assoluzione di un criminale, che non sono di assoluzione di un soggetto che ha compiuto crimini e situazioni nefaste. No, ma abbiamo esercitato il nostro potere di tutela del paese e soprattutto degli interessi nazionali. Sa perché quello che io le sto dicendo è di una semplicità solare? Perché la Germania, che fino al 18 di gennaio non aveva inserito all'interno dei propri terminali, perché obiettivamente risultava ancora codice blu e non codice rosso, la permanenza o il girovagare di questo personaggio sul proprio territorio, la Germania il 18, guarda caso, il 18 di gennaio, quando sta attraversando le nostre frontiere, cambia il codice e lo fa diventare rosso. Quindi, diciamocela tutta, chiaro e tondo, la Germania ha esercitato un controllo di carattere politico, non un controllo di carattere giudiziario o giurisdizionale. E quindi la Germania ha fatto valere, diciamocelo apertis verbis, quello che era il profilo dell'interesse nazionale. Perdonateci, e allora perché non dovremmo noi far valere quello che è un profilo di interesse nazionale? Io vorrei capire se questo cetriolo di carattere internazionale doveva trovare collocazione soltanto all'interno di un ortofrutta di carattere italiano. Ecco, tutto qua. Direi molto molto divertente anche questa analogia, e anche istruttivo, perché è giusto parlare di ortaggi quando si sente presidente del Coniglio. Allora, onorevole Ottaviani, noi siamo giunti al termine. Io la ringrazio per la sua consueta disponibilità e anche per tutto quello che lei ci ha spiegato. Grazie davvero e a risentirci a presto. Buona giornata a tutti. Qui Parlamento.
E rientriamo con il magico Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciano, seguisca te alla Pellegrina. Quante cose si possono fare su questo sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Il calendario delle feste della Lega, la firma per sostenere le forze dell'ordine, per dare peso alle proposte leghiste nel DDL sicurezza, e l'iscrizione alla Lega Salvini Premier. È facilissimo, si versa 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, se almeno si ha necessità che siate iscritti a PayPal. Codice fiscale, gli altri dati richiesti, e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale, ma se di mezzo ci sono posti italiani, io personalmente raccomando ampi, sinuosi e calorosi gesti a vostro paicio alle femminucce, ai maschietti, a tutti i sessi previsti e anche a quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier. Il tuo sostegno vale il 2 per 1000, scelta libera, difesa dell'Italia in Europa. È un atto di autocoscienza civica. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43, non ti costa nulla. Questo è redazionale della Lega, quindi a cuor felice noi indichiamo proprio questo. Il D43 sono soldi che ha lo Stato, noi abbiamo perlomeno questo potere, indicargli la direzione ove spenderli. D43 nel tuo 2 per 1000. D di Domodossola, 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto. E infine le apparizioni radio televisive di loro, degli eroi della Lega, vale a dire i suoi politici. Abbiamo dunque oggi pomeriggio alle 15:30 Anna Cisint, TG4 Rete 4, sempre oggi alle 17:15 Giampiero Zinzi, parlamentare, Anna Cisint chiaramente europarlamentare. Poi abbiamo Armando Siri, responsabile Dipartimento Scuola, Rai 2, alle 6:30 nel cuore della notte, per chi vi parla, ora antelucanissima, sabato, Rai 2, il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, economia Sky TG24, martedì prossimo 11 di febbraio alle 17:15, economia Sky TG24. E infine il sottosegretario alla programmazione economica Alessandro Morelli, mercoledì 12 febbraio ore 17:15, economia, la rubrica Sky TG24, la testata giornalistica televisiva, la TV insomma. E con questo pausa, poi riprenderemo con le woccate, ultima puntata. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, buongiorno care amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Allora, voglio darvi due consigli, a parte che dopo tanti e tanti anni sapete bene che per noi Natale è un momento importante, perché c'è l'olio nuovo, c'è la raccolta delle olive e c'è il Natale. Quindi sapete che noi facciamo delle confezioni natalizie straordinarie, uniche, che non si trovano nei negozi, nelle botteghe. Cioè non è quella confezione che tu paghi a Natale 40 euro, a Santo Stefano te la regalano se compri le mutandine, no. Noi facciamo delle confezioni uniche con il nostro olio, i nostri prodotti genuini, straordinari, a un prezzo, abbiamo fatto un sacco di confezioni per accontentare tutti, però sono a numero chiuso. Se volete informazioni chiamate 030 68 40 408, oppure potete visitare il sito olioacerbis.com e ordinare anche da lì. Confezioni natalizie Acerbis, qualità, genuinità e amore per la terra. Chiamate o visitate il sito olioacerbis.com. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente.
Giudizio, cosa ti fa perdere? Dicevo a Sveva, io ho snobbato i Guns N' Roses perché non rientrano nel genere da me amato, però è roba buona questa, è roba molto buona. Complimenti ai Guns N' Roses e scusa a tutti coloro che li amano, che io magari ho trattato con un po' di sufficienza. Mamma mia, mai più questi errori. Andiamo, allora, ci sono dei WhatsApp. Qui c'è un video che però dopo vedo se riesco a guardarlo, se no non ce la faccio. E poi 13:30 Acquario. E questo è misterioso. Acquario è un bellissimo segno dello zodiaco. Qui siamo su, ecco qua, Lupus in Fabula, parlavamo del caso Al-Nams, il CP indaga sull'operato del governo, Nordio la denuncia, tutti indagano un po' su tutto e poi andiamo sull'apertura del Corriere, Santià, quindi siamo in Piemonte, se non sbaglio, 2 agenti feriti a martellate da un automobilista nella stazione di servizio in autostrada. Spari contro l'aggressore. L'uomo, un cittadino francese, ha tentato di scappare. I poliziotti gli hanno sparato nel tentativo di fermarlo e sono stati colpiti. Uno di loro è stato portato in ospedale all'elisoccorso. E anche qui un po' rientra, prima abbiamo detto, il sito legaonline.it per firmare in sostegno delle forze dell'ordine, perché essere aggrediti a martellate credo non sia un'esperienza piacevole per nessuno. E auguri naturalmente a questi 2 agenti, non altrettanto chi li ha aggrediti ovviamente. Al Nanseri sono apertura repubblica.it, quella che ho appena letto all'apertura del Corriere.it, la Corte Penale Internazionale indaga sull'operato del governo italiano, l'ironia di Nordio. E adesso andiamo alle Vocate, 22esima e ultima puntata, con Emanuele Mastrangelo di Centro Studi Machiavelli, lo abbiamo in collegamento Skype, bentornato e benvenuto naturalmente ai nostri microfoni, Emanuele. C'era un po', Emanuele, scherzando, no? Dicevo che con Trump le avvocate rischiavano di restare disoccupate perché comunque c'è stata una sterzata notevole con Trump in America. Poi sappiamo che quello che succede negli Stati Uniti succede in Europa, in particolar modo in Italia, con qualche anno di ritardo.
Di- No, il grave, il tizio può anche dirlo, Emanuele, è il grave che c'è questo indirizzo terrificante nel non potersi opporre, perché io crederò alla woke culture quando io crederò di essere un banchiere e andrò nei migliori ristoranti, andrò nelle concessionarie delle auto di lusso e dirò: io sono un banchiere, compro questa macchina. E se mi chiedono soldi, ho detto: ma io sono un banchiere. Allora, se mi permetteranno di fare questo, allora diventerò anch'io per la woke culture. Credo che non succederà mai. Cosa dici? Mm. Mm.
Emanuele, ti interrompo perché volevo dare qualche anticipazione delle vocate, no? Sono disponibili online nel sito di centromachiavelli.com. È molto importante quella notizia che riprendi da New York Times sullo studio dei bloccanti della pubertà. Quello che hai detto merita assolutamente di una continuità di discussione sul diritto, perché è la parte davvero più pericolosa. Però è spaventoso anche questi bloccanti per minorenni e questo esperimento ha fallito. L'ha detto il New York Times, ma se ne parla poco. Su 95 adolescenti minorenni, quindi qualcosa di particolarmente spaventoso e grave.
Siamo in chiusura. Se posso aggiungere, giustamente hai detto preoccupato, e mi raccomando, bacioni ancora a Marzia e anche a Vittoria, la mamma. Ma eh? Stiamo parlando dell'ultima arrivata in casa Mastrangelo. Dicevo, giustamente hai proprio condivido e capisco anche se non ho figli. Io credo però vada anche aggiunto che il problema è di tutti per la capacità di manipolare le coscienze e le menti. È spaventoso, è spaventoso. Quindi adesso si manipola sui generi, poi sarà sempre più esteso se permettiamo loro di estendere questo potere. Questo è molto, secondo me, è un tema, tanto è, diciamo, tema praticamente all'ordine del giorno anche di una testata come il Centro Studi Machiavelli, che si occupa sempre di questi problemi. Emanuele, devo chiudere. Io ti ringrazio ancora, Emanuele Mastrangelo, e a risentirci a presto. Allora, andiamo, come ho detto, andiamo a concludere. Io vediamo se ci sono gli ultimi. C'è qualche messaggio, vediamo. Famoso il coro dei castrati di Napoli, erano tutti bambini, scrive Gian da Brescia. Poi rivediamo le notizie. CP indaga sull'operato del governo, questa l'ANSA, e il Corriere ancora quello che è successo. Santiago sia vicino a Torino, 2 agenti feriti a martellate da un automobilista nella stazione di servizio in autostrada, spari contro l'aggressore. Repubblica al Masri, la Corte Penale Internazionale indaga sull'operato del governo italiano, l'ironia di Nordio. Allora chiudiamo qui ringraziando Sveva magnificamente sulla tolla di comando in regia tecnica, e ringraziando naturalmente tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Miau.